Al via stamani le operazioni per la presentazione delle liste per il rinnovo delle cariche del libero consorzio comunale di Agrigento. Due candidati che si contenderanno la poltrona di presidente: Stefano Castellino, sindaco di Palma di Montechiaro, sostenuto da Fratelli d'Italia, DC, Lega, Noi Moderati, e Giuseppe Pendolino, sindaco di Aragona, appoggiato da Forza Italia, MPA, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. L'Alleanza Verdi e Sinistra si tiene fuori dalla competizione di secondo livello. Si sono svolti stamani al Misil Mary i funerali della giovane donna uccisa a Messina, Sara Campanella. La messa è stata celebrata da Carmelo Lorefice, arcivescovo di Palermo. Ampia la partecipazione alla cerimonia funebre, nota di solidarietà di Azzurro Donna. Nominati due nuovi direttori generali di unità operativa complessa, sono Emanuele Ferrera per il settore del farmaco e Riccardo Mandracchia per la radiodiagnostica. 10 milioni di euro i fondi destinati alla riqualificazione urbana del quartiere di Villa Seta, a comunicarlo l'assessore al ramo Gerlando Principato. La DC di Agrigento interviene sui lavori di pulizia del viale delle Dune e ancora una foresta selvatica. Il Castrum Favara pareggia in casa contro la Nuova Egea Virtus per 1-1. La squadra resta ancora ai margini dei play-out. Panoramica degli eventi sportivi della domenica di calcio. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi lunedì 7 aprile. Al via oggi la presentazione delle liste per l'elezione del Presidente del Consiglio del Libero Consorzio di Agrigento. In merito abbiamo sentito Piero Amorosia, segretario generale dell'ente. Segretario, siamo al Libero Consorzio e in questo momento i partiti stanno presentando le liste e oggi si sapranno quali saranno le liste dei candidati a Presidente e le liste, diciamo, che lo sostengono. Ecco, voi come Libero Consorzio avete già predisposto il tutto già da diversi giorni. Ecco, quale sarà l'iter per arrivare, diciamo, poi all'elezione del nuovo organico del Libero Consorzio. L'ufficio elettorale si è regolarmente insediato e già fin da ieri accoglie la presentazione delle candidature. Sino alla giornata di ieri, domenica 6 aprile, non era pervenuta nessuna candidatura. Quindi si presume che entro oggi venga completato l'iter. Entro le ore 12, in particolare di oggi, si aspettano le candidature non solamente dei consiglieri, dei futuri consiglieri provinciali, quindi le varie liste dei partiti, ma anche le candidature di quello che sarà il presidente della provincia. Una volta completata questa fase di presentazione, si procederà all'esame, alla verifica delle condizioni di eleggibilità e poi si aspetterà il momento del voto, che sarà domenica 27 aprile. Le operazioni, ricordo, si chiuderanno alle ore 22 di domenica 27 aprile e lo scrutinio avverrà, lo spoglio avverrà il giorno successivo, lunedì, con inizio alle ore 8, quindi nella giornata di lunedì 28 aprile avremo finalmente i nuovi organi, il nome del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale, che finalmente riempirà quest'aula consiliare. Ci troviamo nell'aula Giglia della provincia, che è miseramente vuota da 12 anni e che veramente merita di essere riempita dalle forze politiche che diano maggiore impulso a questo importante ente. I nuovi organi eletti quali saranno? Allora, in base alla nuova normativa avremo 3 organi principali: il presidente, poi l'assemblea dei sindaci, che attualmente comunque esiste, è l'assemblea costituita da tutti i sindaci dei comuni della provincia, che avranno il compito di deliberare sugli atti fondamentali, statuto, bilanci, conti consuntivi. E poi il Consiglio provinciale, che appena eletto sarà composto da 12 membri, da 12 componenti.
Sono due gli schieramenti politici che si contenderanno la carica di presidente del Libero Consorzio nel voto del prossimo 27 aprile. Da un lato il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, sostenuto dai consiglieri comunali che fanno capo a Fratelli d'Italia, DC, Lega, UDC e Noi Moderati. Sentiamo in merito il sindaco Castellino e il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Adriano Barba. Bene, è tempo di votazioni al Libero Consorzio. Siamo con il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Adriano Barba. Raccontaci un po' quello che sta succedendo. Sta succedendo quello che è previsto dalla normativa, i partiti si stanno attrezzando e oggi abbiamo appuntamento con la Commissione per depositare, nel nostro caso, la lista di Fratelli d'Italia, supportando anche quella del candidato presidente Stefano Castellino. Auspichiamo presto, se devo dirla tutto, un ritorno all'elezione diretta anche noi, perché riteniamo corretto e giusto che i cittadini siano per primi chiamati a rispondere di una proposta politica. Segretario, allora Castellino presenterà la sua lista come presidente supportata dai vari partiti. A quanti ammontano il supporto di questi consiglieri comunali? Ma noi diciamo che siamo rimasti fedeli e coerenti col governo nazionale e regionale. Oggi presentiamo una candidatura che è quella di Stefano Castellino, supportata dagli amici e alleati della Lega, dell'UDC, di Noi Moderati e della DC. Per cui insieme abbiamo determinato e disposto che possiamo dare risposte in sinergia col governo regionale e nazionale, dopodiché spiace apprendere che a pezzi del centrodestra abbiamo deciso di fare altre scelte e si assumeranno evidentemente la responsabilità politica di questo dato. Ecco, come mai? Molti si chiedono come mai da Agrigento, roccaforte del centrodestra, il centrodestra si spacca su due candidati. Ma vede, ripeto, noi siamo stati più volte abbiamo coinvolto gli amici di Forza Italia e dell'MPA e non abbiamo avuto evidentemente riscontro, per cui rimanendo fedeli e dovendo rimanere coerenti, così come ci ha insegnato a fare Giorgia Meloni, rispetto ai valori di centrodestra, abbiamo preferito andare avanti nel rispetto, diciamo, di una coerenza che ci vede legati al governo regionale e nazionale con partiti che sostengono convintamente e seriamente il governo nazionale e regionale. Ogni partito presenterà la sua lista e quindi vuol dire che ha dei consiglieri nei vari comuni della provincia, no? Noi abbiamo presentato una lista completa di 12 candidati, una lista che seleziona, secondo noi, buona parte, ne avevamo anche altri, tanti altri, ma buona parte della nostra classe dirigente, dei nostri amministratori. Andremo avanti spiegando agli amministratori l'importanza di questa tornata elettorale, che è determinante per rispondere a diversi quesiti. Voi sapete che questo ente, già benché sia privo della rappresentanza politica dal 2013, sta lavorando in sinergia con il governo Meloni per il tema dell'aeroporto. È un tema a noi molto caro, perché è un governo nostro che sta sposando questa causa, per cui vorremmo essere anche qui determinanti per affrontare questo insieme a tanti altri temi, le strade provinciali, le scuole che attendono da tanti anni, troppi anni ormai, una risposta concreta rispetto all'abbandono della politica a questi temi. Quindi noi siamo qui serenamente, faremo la nostra campagna elettorale spiegando agli amministratori l'importanza di questi temi, l'importanza di essere soprattutto coerenti rispetto, ripeto, al governo regionale e nazionale. Io sono il candidato di una parte sicuramente del centrodestra, con Fratelli d'Italia, Democrazia Cristiana, Noi Moderati, Lega e UDC, che ringrazio di cuore per il loro aperto sostegno, ma mi sento di essere il candidato di molti amministratori, colleghi sindaci, consiglieri comunali che conosco da diversi anni, con i quali abbiamo sempre collaborato, e spero di rappresentare nell'ente provincia il buon governo, la capacità di amministrare, l'essere al servizio di una comunità, l'impegno, la professionalità e la passione e la dedizione per un territorio. Lei è stato già consigliere provinciale, ricordiamo, ecco, quindi conosce bene le priorità e i meccanismi del Libero Consorzio. Ecco, le priorità che lei darà in caso di elezione. Io sono stato per quasi 3 anni assessore della provincia regionale di Agrigento, da sindaco rivesto e ho rivestito per già
quasi 3 anni il ruolo di presidente della terza commissione del Libero Consorzio, conosco questo ente, sono molto innamorato dell'ente provincia per ciò che rappresenta, un ente di collegamento forte tra i comuni, la regione e il governo centrale, quindi il governo nazionale. Le priorità sono quelle che conosciamo, dalla viabilità agli istituti scolastici che necessitano una manutenzione perché ormai da diversi anni sono abbandonati a loro stessi, ai servizi sociali, al fatto che siamo frontiera di Europa con la nostra Lampedusa e non solo. Sì. Vai. Ed è per noi fondamentale che la provincia possa essere amministrata con un impegno unico, perché l'assenza dell'ente di area vasta in questi quasi 13 anni si è vista e si è sentita davvero Uno tanto. dei tanti punti, per esempio, che mi viene in mente è l'università. Assolutamente, l'università, io ricordo che all'epoca la provincia era vitale, forte a sostegno dell'Università di Agrigento e deve ritornare a esserlo, non solo per la città di Agrigento, ma per tutti i comuni che all'epoca erano coinvolti e che adesso hanno rasentato la marginalità. L'università sarà uno dei punti nodali che affronteremo proprio nei primi giorni della nostra amministrazione. Ecco, anche gli aeroporti, ad esempio, lei recentemente è stato protagonista di alcune decisioni. Insieme ai colleghi della terza commissione abbiamo seguito e portato avanti quello che arrivava da input importanti da parte del governo nazionale, dall'onorevole Pisano, al ministro Salvini e a tutti coloro i quali, ripeto, in tutto l'arco costituzionale stanno seguendo questa importante infrastruttura. Capisco che i nostri concittadini dopo 60 anni di parlare di aeroporto saranno scettici, ma non dovrà mai mancare per l'attività nostra locale e la provincia sarà il punto nodale per far sì che questa volta l'aeroporto di Agrigento possa diventare realtà e non più un sogno. Perché non si è arrivati all'unità, Sindaco? L'unità l'abbiamo auspicata in tutti i modi. Abbiamo fatto diversi appelli e siamo convinti che alla fine, nel cuore di tutti gli amministratori, l'unità era la cosa migliore. E credo che in realtà l'unità ci sia, perché nel cuore di ogni amministratore, nel cervello di ogni amministratore, ognuno di noi sa realmente quale sarà la scelta migliore per questa provincia. E l'unità la troveremo in questa campagna elettorale e la troveremo sicuramente dopo il giorno 27. Molti si chiedono: sarà possibile orientare il voto di tanti consiglieri comunali del territorio, considerando che si va da Licata al mare, Porto Empedocle alle montagne, Terre Sicane? Questa terribile legge elettorale, che è la del Rio, ha tantissimi difetti. È auspicabile e lo vorremmo con il cuore che si ritorni all'elezione diretta, dove il popolo possa determinare chi guidare l'ente provincia e il consiglio provinciale. Ma ha un unico vantaggio questa legge quasi aberrante, ma ha un unico vantaggio. Sono 2 schede, una per il presidente e una per il consiglio provinciale, e ciò consente un'espressione libera da ogni ipotetico condizionamento nel voto di giorno 27. Attenzione, io non credo in nessun tipo di condizionamento, ho un rispetto enorme di sindaci e consiglieri comunali, dal mondo civico, del mondo del centrodestra, dei colleghi anche del centrosinistra, e so che sarebbero stati comunque liberi, ma la legge elettorale tutela tutti, perché da questo punto di vista l'espressione è la più libera possibile. Altro candidato in lista per lo scranno di Sala Giglia è il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, sostenuto da una coalizione trasversale che va da Forza Italia, MPA, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. In merito abbiamo sentito lo stesso sindaco Pendolino e Carmelo D'Agiolo in rappresentanza di Forza Italia. Ecco, ne parliamo con uno che è stato già presente come consigliere provinciale e che oggi presenterà di nuovo le liste. Voi rappresentate l'altro candidato, diciamo, alternativo a quello della destra. Ecco, perché la destra si è spaccata? Non si è spaccata, c'è stata una scelta territoriale in queste elezioni, si presentano 3 liste a sostegno del candidato. Noi presentiamo la lista Forza Azzurri, chiara espressione di Forza Italia. La scelta del legislatore è stata quella di fare queste elezioni di secondo livello, quindi tutto affidato al territorio, alla rappresentanza, ai consiglieri comunali, una scelta che si è condivisa con tutti i rappresentanti nei vari comuni,
che vedrà questo turno del 27 aprile che eleggerà un nuovo presidente. Il dato è che finalmente tornerà la politica in questo ente dopo 12 anni di assenza, nella speranza che si possa dare un impulso maggiore alle scelte che farà appunto questo ente per la nostra provincia, che attende da troppo tempo che la politica si rioccupi del territorio attraverso gli uffici che per tanti anni sono stati commissariati. Voi sosterrete l'altro candidato alternativo, che sarebbe il sindaco di Aragona, Pendolino, insieme a voi l'MPA e anche il PD. Noi sosteniamo il candidato perché pensiamo che l'altro sia alternativo e certamente affidiamo l'esperienza a Giuseppe Pendolino, che ha dimostrato capacità sia nell'amministrare il suo comune, ma anche di avere una visione strategica a livello territoriale. Ricordo che è presidente anche della SRR, una persona che sicuramente saprà amministrare questo libero consorzio di Agrigento. Come mai lei ha deciso di candidarsi alla guida del libero consorzio dopo tanti anni di totale assenza della politica? No, guardi, sono stato sollecitato da molti miei colleghi sindaci e anche da diversi consiglieri comunali. Poi voglio dare un contributo a questa provincia che finalmente torna a fare politica. È una cosa importantissima perché la politica è da stimolo e quindi spero e credo di poter dare un segnale tangibile, forte per una programmazione e lo sviluppo di questa provincia. Ecco, le priorità, lei come sindaco, la provincia ha tante competenze, però sicuramente ci saranno delle priorità. Una delle tante che mi viene in mente così potrebbe essere anche l'università, cui il vostro comune è anche socio. Sì, innanzitutto la scuola, ecco, per dare subito un impulso alla ristrutturazione di tutti gli edifici scolastici, dare la possibilità, ecco, agli alunni di poter fruire di tutte le strutture con laboratori e tutto quanto serve per una scuola degna di tale nome. Poi la viabilità, principalmente perché specialmente nelle zone interne abbiamo una viabilità precaria, e poi un occhio particolare sul turismo per lo sviluppo proprio di questo territorio, perché abbiamo delle coste meravigliose, abbiamo delle lagune meravigliose e quindi bisogna, ecco, programmare, progettare e dare sviluppo a questa martoriata terra che in questi ultimi tempi è stata anche oggetto di diffamatorio da parte di diverse testate nazionali e regionali. Sindaco, come mai non si è divenuti a un accordo unitario? Il centrodestra, diciamo, è confluito in due candidati, insomma, lei rappresenta l'MPA, il PD e Forza Italia. Ma guardi, io non rappresento l'MPA, il PD e Forza Italia, io rappresento il raggruppamento civico, ci tengo a precisarlo perché io sono un sindaco che non ha un'appartenenza a questi tre partiti che lei ha citato, quindi io sono stato, come ho detto prima, sollecitato da diversi colleghi sindaci e consiglieri comunali e quindi abbiamo raggiunto un accordo civico su cui ci stiamo, ecco, giocando la partita. E la formazione politica Alleanza Verdi e Sinistra di Agrigento ha deciso di non partecipare alle prossime elezioni provinciali di secondo livello. Non condividiamo, affermano i rappresentanti della formazione politica, questa legge elettorale che esclude i cittadini e coinvolge solo gli eletti, allontana ancora di più le persone dalla politica, favorendo accordi di potere poco trasparenti, senza veri e propri programmi. In queste settimane non si è parlato di contenuti, i partiti del campo progressista hanno messo da parte le loro posizioni, le segreterie regionali sono state completamente ignorate. Il 4 marzo scorso il segretario provinciale dei SI Pierpaolo Montalto e il co-portavoce regionale Mauro Magnano hanno partecipato a un incontro col Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle per costruire un'alleanza progressista in vista del voto, un'intesa chiara che però è stata disattesa dato che il PD e il Movimento 5 Stelle hanno scelto di allearsi con Forza Italia e gli autonomisti. Noi diciamo no a queste scelte, Alleanza Verdi e Sinistra rimane coerente con i propri valori. E si sono svolti stamani a Misilmeri i funerali di Sara Campanella, l'universitaria
uccisa a Messina, la chiesa di San Giovanni Battista gremita. La messa è stata celebrata da Don Carmelo Lorefice, arcivescovo di Palermo. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Migliaia di persone a Misilmeri per rendere l'ultimo saluto a Sara Campanella, la giovane uccisa a Messina dal collega Stefano Argentino. La chiesa di San Giovanni Battista non può contenere tutti i presenti. È stato installato un maxi schermo in piazza per seguire la funzione religiosa officiata dall'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, che in occasione del femminicidio aveva lanciato il suo messaggio appello: nel corpo trafitto di Sara piangiamo il destino dell'umanità quando essa sceglie la violenza, la morte. Non ci sono parole per consolare lo strazio dei suoi genitori. L'intera famiglia umana oggi piange Sara. La salma di Sara Cappello è stata portata a spalla dalla chiesa delle Anime Sante, dove si è tenuta la camera ardente, alla chiesa madre, che si trova nella stessa piazza. I giovani indossano una maglietta bianca con la scritta nera "No violenza". I familiari hanno portato una foto con l'immagine di Sara e un palloncino rosa a forma di cuore con su scritto la frase preferita della giovane universitaria: "Mi amo troppo per stare con chiunque". Il silenzio ha caratterizzato questi momenti, ma quando la bara bianca ha iniziato a salire le scale della chiesa è scoppiato un lungo applauso. Ai funerali di Sara Campanella presenti anche il presidente della regione Renato Schifani, i sindaci di Messina Federico Basile e Misilmeri Rosario Rizzolo, presenti anche i vertici delle forze dell'ordine. Lei era al quinto anno quando io andavo al terzo, però eravamo nelle classi accanto ed eravamo praticamente sempre insieme. Lei nella mia classe, io nella sua, eravamo veramente molto unite. C'è un senso, una cosa terribile. E la segretaria regionale del Movimento Azzurro Donna, Maria Antonietta Testoni, intervenendo a margine delle notizie relative ai tragici fatti di sangue che si sono verificati nei giorni scorsi, afferma: quello che si è verificato a Messina con l'uccisione di Sara Campanella per mano di un giovane della sua età che non ha saputo accattare il no, dimostra ancora una volta che ci troviamo dinanzi a una situazione di reale emergenza per quello che riguarda danni delle donne, per di più sempre giovani. Questo ennesimo episodio di violenza a opera di un giovane uomo, aggiunge Maria Antonietta Testone, ci deve far riflettere su quanto accade sempre più spesso all'interno delle dinamiche emotive relazionali delle nuove generazioni che fanno dei passi indietro anziché in avanti. Dobbiamo continuare ad impegnarci con l'attivazione di misure e di interventi per far sì che episodi come questi finiscano con l'appartenere al passato e non al nostro futuro. Nominati 2 nuovi direttori di unità operativa complessa all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Si tratta di Emanuele Ferrera per l'unità operativa complessa area territoriale del farmaco e di Riccardo Mandracchia per l'unità operativa complessa di radiodiagnostica del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento. Entrambi i professionisti, al termine delle procedure concorsuali, sono stati ricevuti oggi dal direttore generale dell'ASP Giuseppe Capodieci, dal direttore dell'area risorse umane Massimo Pietrantoni. Per la formale sottoscrizione dei contratti, Mandracchi e Ferrera assumono un incarico quinquennale con decorrenza a partire da domani, 8 aprile 2025. E sono circa 10 milioni di euro i fondi destinati ai lavori di rigenerazione urbana del quartiere di Villa Seta. A comunicarlo è l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Agrigento, Gerlando Principato, il servizio. L'amministrazione del Comune di Agrigento comunica che i lavori di rigenerazione urbana nel quartiere di Villa Seta di Agrigento procedono con regolarità e significativi avanzamenti. Il progetto comprende 6 lotti funzionali che mira a trasformare la via Marzabotto e restituire nuovi spazi di qualità e vivibilità alla cittadinanza con interventi che vanno dall'abbattimento delle barriere architettoniche alla creazione di aree verdi e di aggregazione.
Tra i principali interventi spicca il ripristino del parcheggio di Cugnovela, pensato per servire sia la comunità locale che i flussi turistici diretti verso la Valle dei Templi. Su richiesta dell'assessore comunale Principato, i lavori sono stati accelerati per supportare gli eventi di Agrigento Capitale della Cultura 2025, garantendo così un sistema di parcheggio integrato con i trasporti pubblici, le navette e il treno storico. Ciò permetterà ai visitatori di accedere facilmente ai principali punti di interesse, incluso il Tempio di Vulcano e la stazione centrale. Siamo soddisfatti, afferma l'assessore Gerlando Principato, di restituire a Villa Seta un'infrastruttura fondamentale, ridando speranza a un quartiere che merita una nuova prospettiva con attenzione particolare verso le giovani generazioni. Con un investimento di circa 10 milioni di euro, questa rigenerazione urbana rappresenterà un punto di svolta per la città. Aree verdi, una pista ciclabile, nuovi spazi di socializzazione daranno vita a un quartiere sempre più vivibile e sostenibile, con particolare attenzione alla mobilità e alla qualità ambientale. Agrigento è pronta a cambiare con fatti concreti e una visione a lungo termine. La rigenerazione urbana è già in atto e il futuro è già ora, afferma l'assessore ai lavori pubblici alla rigenerazione urbana del comune di Agrigento, Gerlando Principato. E il presidente di Confesercenti Sicilia, l'agrigentino Vittorio Messina, interviene oggi sul tema dei nuovi dazi commerciali e lancia l'allarme sugli effetti che le misure tariffarie potrebbero avere sull'economia siciliana, in particolare sul comparto agroalimentare. Le nuove barriere doganali rischiano di compromettere seriamente la competitività delle nostre produzioni, che da sempre rappresentano un'eccellenza riconosciuta all'estero, afferma Messina. A farne le spese non sarà soltanto il settore agroalimentare, ma l'intero tessuto produttivo siciliano, già messo a dura prova da crisi energetica e aumento dei costi. Il presidente di Confesercenti Sicilia chiede pertanto un intervento immediato del governo regionale. È fondamentale, continua Messina, attivare le misure possibili per mitigare l'impatto dei dazi e supportare le imprese anche attraverso incentivi, agevolazioni e un piano straordinario per la promozione dei prodotti siciliani sui mercati internazionali. E il gruppo consiliare della DC di Agrigento interviene oggi affermando: siamo ad aprile, alle porte del lunghissimo ponte di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio, siamo capitale della cultura, ci sono i soldi della tassa di soggiorno e la massima disponibilità da parte dei dipartimenti regionali e dell'ente parco. Perché il viale delle dune è ancora una foresta selvatica e senza accessi al mare per i disabili? È un'iniziativa esperienziale del comune, tipo immergersi nel degrado per capire la bruttezza della guerra, o semplicemente un colpevole ritardo e noncuranza a cui con forza diciamo di porre subito rimedio. Vessazioni e minacce alla madre, arrestato un trentenne nel Messinese. I colleghi di Messina. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Taormina hanno arrestato a Giardini Naxos un trentenne, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di aver violato il provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, a cui era stato sottoposto soltanto il giorno prima. L'uomo era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione dalla madre, che ha riferito di essere stata vittima di reiterate vessazioni psicologiche e fisiche da parte del figlio, che l'aveva minacciata anche mediante l'uso di armi bianche, al fine di ottenere denaro per l'acquisto di sostanza stupefacente. I militari dell'Arma, impegnati nel servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati, transitando nei pressi dell'abitazione della vittima, anche al fine di verificare il rispetto del provvedimento irrogato sulla base della normativa prevista dal Codice Rosso, hanno trovato il trentenne che, in evidente stato di alterazione dovuto verosimilmente all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, voleva entrare nell'abitazione della madre. L'uomo è stato quindi bloccato dai carabinieri e condotto in caserma in stato d'arresto. Per l'indagato vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo alle notizie dello sport. Il nuovo pareggio casalingo per la Casum Favara, che non riesce a vincere in casa da oltre 3 mesi. Il risultato della partita di ieri
Per 1-1 con la nuova Igea Virtus pone la squadra di mister Infantino ai limiti dei play-out. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. Ancora un pareggio casalingo per la Castrum Favara, che tra le mura amiche dello stadio Bruccoleri non riesce più a vincere da oltre 3 mesi. 1-1 il risultato finale, avversaria di turno la nuova Igea Virtus, una squadra coreacea, compatta, avversaria diretta nella salvezza nel campionato di Serie D, che avanza Castrum Favara di qualche punto. Una partita fotocopia che praticamente ha ripercorso quanto successo domenica scorsa con la San Cataldese, con i gialloblu costretti ad inseguire in quanto sotto di un gol già nel primo tempo. Un bel gol, un bolide da oltre 40 metri al 19esimo, che ha costretto gli uomini di mister Infantino a faticare per cercare prima il pareggio e poi una vittoria impossibile. Tante le occasioni avute dai ragazzi di mister Infantino che comunque non si sono concretizzate. Anche gli ospiti hanno cercato di fare la loro gara, mettendo in realtà pochissime volte in difficoltà i favaresi. Grazie a un super portiere, la nuova Igea Virtus ha evitato di capitolare e ha portato a casa un punto pesantissimo. Adesso il Castrum Favara si trova ai limiti dei play-out con ancora 4 partite da giocare, ma in sala stampa c'è sì amarezza per non aver vinto, ma sicuramente non c'è preoccupazione. Sentiamo i protagonisti. Abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo. Sicuramente non ci aspettavamo il gol di da 40 metri all'incrocio dei pali, questo no. Però ogni domenica questa squadra dimostra carattere, perché non è facile in questo periodo, dopo un anno di rincorsa, correre in questa maniera, produrre in questa maniera e uscire a testa alta dal campo. Non dispiace perché c'è amarezza nel pubblico, c'è amarezza negli ultra, però noi abbiamo detto che la Serie D il prossimo anno il Favara farà la Serie D e farà la Serie D. Poi in questo momento siamo concentrati a centrare questo obiettivo, non vogliamo fare chiacchiere, non dobbiamo dire quello che può dare fastidio dell'arbitro. Queste cose oggi non servono solamente, ho detto ai miei ragazzi, io ho fatto i complimenti, martedì ripartiamo più forte ancora, non siamo morti, noi siamo vivi e l'abbiamo dimostrato per 97 minuti, abbiamo cercato la vittoria, fino al 97esimo il portiere ci ha fatto una grande parata. Io mi preoccupo quando la squadra non corre, non lotta, non ha personalità, non produce, sotto questo aspetto mi preoccuperei. Abbiamo fatto una promessa alla nostra società, alla nostra città, che il prossimo anno la Serie D rimarrà a Favara, e questo succederà anche all'ultimo istante dell'ultima partita, come avevo detto 15 giorni fa. Allora soffermiamoci solo ad analizzare quello che è successo in campo, mister. Avete visto tutti, la squadra non è facile ripartire dopo 40 minuti, cioè la prepari psicologicamente, la prepari anche con una concentrazione molto alta, stare fermo 45 minuti non è facile, iniziare senza collaboratori non è facile. Siamo partiti i primi 5-10 minuti, abbiamo sbagliato passaggi, abbiamo cercato di fare sempre le nostre cose, però non eravamo al 100%. Poi la squadra ha prodotto, dispiace perché abbiamo preso un Eurogol dalla domenica, però non credo che ci siano. L'Igea Virtus è una squadra forte, era stata costruita per fare i playoff, e oggi io credo che il Castrum Favara ha fatto una grandissima partita. Ma credo che non posso dire niente, ragazzi, perché ogni partita danno l'anima, non è che nessuno vuole entrare per perdere. La cosa che mi fa arrabbiare è il fatto che non si vuole accettare il fatto che è una squadra che sapevamo dall'inizio che doveva soffrire, e che noi siamo consapevoli del percorso che abbiamo fatto.
non mi rimprovero, non rimprovero niente alla società, né al mister, né ai ragazzi. Come detto il mister, ci salveremo e poi parleremo alla fine. E a proposito di sofferenza, 4 partite, 2 in casa e 2 fuori, che finale sarà? Finale, come aveva detto il mister qualche tempo fa, il campionato si deciderà alla fine. Noi siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare, quindi io mi auguro che alla fine le chiacchiere restano chiacchiere, poi dopo spero di festeggiare la salvezza e di capire che cos'è che non è andato in questa stagione, di buono, di quello che dobbiamo prendere, di male, di cose fatte sbagliate, quelle che dobbiamo lasciare, ma con la consapevolezza che abbiamo fatto il massimo. Anche in te c'è sicuramente fiducia come nel mister? Sì, io sono convinto che alla fine Favara si salverà, perché, ripeto, è assurdo che una squadra come questa si andiamo a vedere tanti pareggi sempre su squadre blasonate, no? Partite o perse all'ultimo 30 secondi dei supplementari, o pareggiate mentre vincevano all'ultimo minuto dei supplementari, è assurdo quello che sta succedendo quest'anno. Io ero abituato a vincere l'anno scorso in eccellenza e quindi oggi mi trovo a combattere una realtà che già bene o male la conoscevo, la Serie D l'ho fatto, però in ogni caso, ripeto, voglio festeggiare alla fine con i ragazzi perché se lo merito, perché noi rimaniamo in Serie D. Mister, è un punto a Favara bello pesante. Sì, anche se potevamo portare l'intera posta in palio per quello che è il risultato, però per quello che si è visto in campo e per la squadra che oggi abbiamo affrontato credo che sia il risultato più giusto, onestamente. 2 squadre che avevano bisogno di punti, 2 squadre che sperano subito di rimanere in Serie D. Sì, dopo l'accaduto sia per noi che per loro del ritiro dell'Agragas ci ha riportato in quello che potevano essere le partite giocate ancora per poter ottenere la salvezza diretta, perché senza quei punti tolti saremo salvi matematicamente anche a 5 giornate dalla fine. Ci ha compromesso un po' il cammino, una battuta d'arresto anche sotto il profilo emotivo, sotto il profilo tecnico anche se vogliamo, perché vincere e poi ti rivedi tolti 6 punti non è mica facile, tra virgolette, reagire. Oggi è stata una partita tosta, è stata una partita, faccio i complimenti ai miei ragazzi per come hanno interpretata e nello stesso tempo faccio i complimenti anche alla squadra avversaria. Giocano un buon calcio, hanno dei giocatori validi, ci hanno messo in difficoltà, siamo andati in vantaggio, sapevamo di trovare una squadra ben messa in campo e una squadra avversaria che ci poteva mettere in difficoltà. Ripeto, dispiace per come è avvenuto il gol, perché potevamo portare l'intera posta in palio, ma per quello che si è visto in campo il pareggio è un risultato giusto. Vediamo ora una panoramica dei risultati sportivi della domenica di calcio curata dal collega Carmelo Lentini. A 4 gare dalla conclusione del campionato di Serie D Girone I, tutto rimane in bilico sia per la testa che per la coda. Siracusa e Regina soffrono ma vincono entrambe, la prima in casa con la Scafatese per 3-1, la seconda a Pompei nei minuti finali per 1-2. Pari con il brivido per il Castrum Favara che raddrizza al 61esimo con il solito Varela, una gara che si era messa male con la nuova Igea Virtus. E sulla esterno delicata Vibo Valenza che grazie a questi 3 punti scala la classifica. Vittoria importante sia per Enna che per San Cataldese, mentre Nissa ed Aciriale si dividono la posta in palio. Scendendo di categoria, l'Athletic Club Palermo conclude con l'ultima vittoria esterna sul campo dell'Accademia Trapani per 3-4 ed è promosso matematicamente in Serie D. In seconda posizione il Città di Gela che, avendo un vantaggio sulla terza pari a 15 punti, va in finale direttamente ai playoff regionali. Terzo posto malinconico per l'Unitas Sciacca che al cospetto del proprio pubblico si conceda con un'amara sconfitta per 0-2 ad opera di un intraprendente Casteldaccia. Ad una giornata dal termine dunque i giochi sono fatti.
Niente play-off per l'incolmabile distanza, ma si dovranno disputare invece play-out che interessano le seguenti squadre: Casteldaccia, Castelbuono, Oratorio Marineo e Partinico Audace. 2 di queste squadre saranno retrocesse nel prossimo campionato di promozione. Cala il sipario anche sul campionato di promozione Girone C, con il Giarre che torna in eccellenza dopo qualche anno. Inutile vittoria esterna alle Camarat sul campo del Casteltermine per 0-1, che va direttamente alla finale playoff avendo un vantaggio superiore alle regole federali. Si salva tranquillamente il Casteltermine dunque dopo un torneo molto combattuto, con un buon piazzamento finale per l'Aragona del presidente Luigi Monreale. Il Gemini invece ottiene un onorevole terzo posto in condominio con il Nicosia, ma rimane ugualmente in corsa per essere perché andrà a disputare la Coppa Sicilia, la semifinale, che in caso di vincita darebbe diritto al salto in eccellenza. Comunque, riepilogando, sono queste le squadre che vengono promosse dalla promozione al campionato di eccellenza: il Giarre, il Bagheria, il Messana e il Niscemi. Il Messana, come abbiamo detto poc'anzi, sarà invece impegnato anche in semifinale di Coppa Sicilia proprio contro il Gemini in un doppio scontro. La vincitrice della Coppa avrà diritto al salto di categoria. In sintesi, le 2 compagini della montagna, Camarat e Gemini, hanno chance di promozione attraverso i playoff e la Coppa Sicilia. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 6 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.